Molto più che un libro di storia, un invito a riconoscere il valore della cooperazione nel lungo processo di trasformazione economica e culturale del Friuli Venezia Giulia, un movimento che ha saputo resistere alla marginalizzazione, reinventarsi di fronte alle crisi, affrontare terremoti sociali e fisici e contribuire attivamente alla rinascita dei territori. Un'occasione importante per riflettere sulla memoria cooperativa, sul ruolo svolto dal movimento in Friuli Venezia Giulia e sulle sfide di oggi e domani. Un percorso che ho preso in carico, un testimone anche abbastanza impegnativo che ho preso quando ho iniziato il mio incarico a fine gennaio del 2023. Un'opportunità che è stata prima per me un'opportunità preziosa per riscoprire alcuni pezzi di storia importanti del movimento cooperativo della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, che devo dire ha realizzato negli anni una serie di processi che hanno saputo guardare avanti. Penso al percorso, al processo di regionalizzazione che ha deciso, anticipando i tempi ancora nel 67, di unificarsi a livello regionale per valorizzare anche e essere più efficace nel promuovere dei processi di ecosistema sul territorio. Per cui per noi è un momento assolutamente fondamentale sul quale vorremmo rilanciare anche per dare una prospettiva da un'angolatura diversa di quella che è la storia del movimento cooperativo, ovviamente in collaborazione con l'Università di Udine e con la casa editrice Forum. Frutto di una lunga ricerca, il libro ricostruisce con rigore e profondità la traiettoria di Lega Coop Friuli Venezia Giulia, nata nel 1967 come coordinamento regionale delle Federcoop di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Una narrazione che non si limita al racconto istituzionale, ma si apre alle voci dei protagonisti, ai documenti e alle testimonianze, mettendo a nudo anche i passaggi controversi e le contraddizioni di un movimento che ha contribuito a plasmare il tessuto economico e sociale della regione. Quello che oggi noi presentiamo è il frutto in verità non solo del mio lavoro, anzi di 20 anni di raccolta di informazioni. Devo dire la verità, io ho avuto l'onore di sfruttare molte fonti orali che sono state raccolte da molti miei predecessori all'inizio del 2020, quindi ho fatto più un'opera di raccolta e di studio, diciamo, di queste fonti orali, e sono storie incredibili. Anche perché, diciamo, io ho avuto anche questo alto privilegio, io non sono di questa regione, sono venuto e quindi ho conosciuto questa regione attraverso la cooperazione, attraverso Lega Coop, e ho scoperto quanto appunto le differenze di questa regione, le profonde differenze che ci sono in questa regione, però hanno costruito un'amalga che è la cooperazione, che è Lega Coop, ed è stato veramente un percorso straordinario, posso dirlo, attraverso la cooperazione.